Un boato che squarcia il silenzio, seguito da altre deflagrazioni, poi le fiamme alte che distruggono ogni cosa, i vetri lanciati ovunque, un frammento si conficca nel muro della casa vicina, è la devastazione, il bar Dolce Caffè a Quinto distrutto, la titolare Sara Puppato lo aveva aperto da qualche mese e da quel giorno aveva ricevuto più di una minaccia, come questi cartelli trovati davanti a casa sua a Badoere, la disperazione della mamma Laura Francescato. Dico che non è giusto che tutto ricada sulle spalle di una brava ragazza onesta che vuole tirare su i suoi bimbi. Bisogna fare qualcosa per le persone disoneste, assassine, criminali, qualsiasi razza abbiano, devono restare dentro, rinchiusi e non devono più venire fuori. Le indagini dei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di questo attentato incendiario. Secondo le testimonianze almeno 2 persone si sarebbero introdotte all'interno da questa finestra, poi avrebbero posizionato gli inneschi. Le fiamme hanno fatto il resto. Allucinante, Far West, ma Che cosa suo figlio ha visto tutto? no, mio figlio ha sentito il botto. Ecco, basta. E ci dicono che erano dei ragazzi che sono scappati in macchina. Sono scappati in macchina, ma non so dirvi altro perché ho visto solo la macchina andare via. Ha visto fuggire quindi una macchina? Sì, una macchina blu che correva via e basta. Il figlio è stato colto da un leggero malore ed è ricorso alle cure del medico, nessun ferito, ma tanta paura. Paura, tanta paura, anche i miei figli e mia moglie, tutti per paura. Veramente, veramente molta paura. Avete visto qualcosa, qualche movimento strano? No, perché noi eravamo, io ero a letto e quando ho sentito il colpo ho guardato fuori, ho visto insomma il fuoco e il fumo. Fra i primi ad accorrere è questo ragazzo. Praticamente ero uscito qua dal parco che avevo sentito un boato e ho visto il bar completamente in fiamme. Che cosa avete fatto? Io appena ho visto il bar in fiamme comunque ho avvisato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, più che altro ero preoccupato per i proprietari di sopra perché ho visto che le fiamme erano molto ampie. Per la titolare dietro ci sarebbe una sorta di racket dei bar, forse qualche gestore che avrebbe ordinato il blitz perché gli stava rubando i clienti. Ma lei non si arrende e dice: riaprirò il bar con un parcheggio ancora più grande.